E quando vieni qua, Daniela? Quando vengo qua non andrei più via. Dispiace che venga ottobre, che mi tocca andare a casa con le bestie. Assolutamente. È un sogno che si è realizzato? Sì, assolutamente. E con mio marito. Ciao ragazzi, mi viene da dire che Daniela abbia già in qualche modo spoilerato la storia bellissima che vi racconto oggi, ha già detto quasi tutto lei. È la storia di un sogno che si è realizzato qui a 1313 metri di altezza a Malgacime, nel comune di Sega di Ala, quindi siamo nella Lessinia trentina. Loro però non sono trentini, sono veronesi perché arrivano dalla Valpantena. Daniela ha alle spalle già un'attività di allevamento, una storia della sua famiglia che è stata proprio costruita su questo settore, mentre Ludovico, suo marito, fa l'autotrasportatore. Circa una decina di anni fa è arrivata questa folgorazione, che forse più che una folgorazione l'ho chiamata occasione, e tra poco capirete perché ascoltando la loro storia, perché in pratica non è che siano stati solo loro a cercare Malgacime, è stata anche Malgacime in qualche modo a chiamarli qui e a fargli cambiare vita. Per quanto tempo l'avete rincorso questo sogno? Tanti anni, da quando siamo sposati. Da 25 anni che siamo sposati e ho fatto il 97 per 16 anni, fin tanto che siamo arrivati. Cosa avete visto in questo posto? Ma allora, la prima volta che siamo venuti a vederlo, io ho visto subito la potenzialità del nostro sogno, quello di poter aprire qualcosa e fare qualcosa insieme, perché la nostra vita, la nostra prima parte della nostra vita matrimoniale era sempre lui via col camion e io a casa, e abbiamo sempre pensato di poter fare qualcosa insieme e finalmente ci siamo molto complici e questa cosa è stata un piacere, è una gioia, è un motivo di vita. Doveva essere una cosa rustica come siamo noi anche. No, siamo poi in mezzo alla gente, dobbiamo stare in mezzo alla gente. Ecco, chi viene qua va via che sa che siamo Ludovico e Daniela. Malgacime è capitata tramite dell'amicizia e gente che conosceva e ci conoscono, che sanno che volevamo fare qualcosa, sapevamo fare qualcosa e ci hanno dato l'occasione di poter acquistare questa malga qua. Ovviamente quando sono arrivati la malga non era come la vedete oggi. Ludovico mi ha detto che il tetto fortunatamente era in buone condizioni, ma tutto il resto internamente è stato sottoposto a degli interventi di recupero anche particolarmente importanti, con sabbiature, ripristini e quant'altro, ma tutto comunque obbediente a una logica ben precisa: rispettare l'architettura strutturale, la tipicità dell'architettura e la disposizione interna. E devo dire che effettivamente appena si entra qui dentro si ha la percezione immediata di questo senso di storia agricola vissuta, ed è una storia che continua perché Daniela e Ludovico hanno deciso di fare pascolo qui intorno, allevare le grigie alpine, una razza bellissima, particolare, a duplice attitudine, anche se loro l'allevano per la carne. Ed è un animale che si armonizza perfettamente in questo contesto straordinario. La nostra carne è una carne bio dove non si usa mangime, solo foraggi e erba fresca, e dove ci vuole tempo per fare un animale che sia pronto per la macerazione, ci vuole tempo, ma noi abbiamo pazienza e aspettiamo, poi lo portiamo in tavola questa pazienza qua, e questo aspettare qua arriva in tavola
e noi qua abbiamo parecchio da dire su questa cosa qua. Abbiamo dei prodotti veramente spettacolari e siamo fortunati che abbiamo tanta gente che l'ha capito e ce la compra e la cerca e la vuole, la prenota, e siamo veramente soddisfatti di questa cosa qua. Eppure qualcuno ha dovuto insistere perché voi aveste le vacche qua. Nonostante fossi io quella che veniva da un'azienda agricola con mio papà con le vacche e tutto, mio marito è stato insistente. Io non volevo perché sapevo quale settore fosse. Non c'era sbocco, bisognava inventarlo uno sbocco e lui l'ha voluto con tutto il cuore e adesso dico sempre grazie a mio marito. Ludovico, chi la dura la vince? Sempre, sempre, sempre. Ci sono diverse peculiarità che caratterizzano Malgacime. Innanzitutto sappiate che può disporre di una fonte autonoma d'acqua, cioè c'è una sorgente d'acqua buonissima, oltretutto qui in Lessigna, e questa è una cosa forse più unica che rara. Poi Malgacime si trova all'interno di un anello escursionistico secondo me straordinario, perché vi fa vedere delle cose straordinarie. Pensate che Daniela mi ha accompagnato lungo una strada militare costruita nella prima guerra mondiale e mi ha accompagnato ai busoni, che sono questi cunicoli, queste gallerie lunghe circa un centinaio di metri con varie diramazioni, scavate dai soldati italiani come avamposto di difesa nei confronti dell'esercito austro-ungarico. E questi cunicoli terminano a strapiombo sulla Val d'Adige, una vista mozzafiato a dir poco impressionante, che è una vista simile di quella che si gode dal Passo della Morte appena sopra Malgacime ed è uno dei luoghi maggiormente frequentati dagli amanti delle escursioni. Chiaramente dopo passeggiate come queste la fame può essere un'eventualità che si verifica e quindi cosa si mangia a Malgacime? Pensateci un attimo, siamo in Malga, questi sono veronesi, siamo qui con il burro anche che prendono da altri produttori locali. Secondo voi gli gnocchi non li fanno? Quali sono i sapori che si trovano qui? I sapori di una volta, assolutamente, come i muri di questa malga qua, che quando si entra si sembra di entrare in una malga di 300 anni fa, ancora intatta, dove nulla è cambiato e stesso i piatti. Te sei anche il maestro gnoccolare, mi pare. Insomma, maestro, so che fai gnocchi in casa, dai. E farli qui però ha un valore. Sì, ha un bel valore farli nella caldiera dove rispecchia l'antichità, la storia, il vivere da una volta del malghese. Semplice ma carico di energia perché Sì, i gnocchi di Malga gli era e tosti. burro con la farina, Sì, e tosti. ma del resto i lavori in campagna richiedevano. Richiede forza, energia. Le vacche al pascolo, gli gnocchi, i busoni, l'aria aperta, dei paesaggi straordinari, la quiete di questo territorio. Quello che Daniela e Ludovico hanno voluto, hanno sognato, ma si sa, i sogni sono le scintille che scoccano per far nascere le ispirazioni, a qualsiasi età. Com'è crearsi un nuovo futuro a mezza età? È una cosa stupenda. A me mi sono messa in gioco ed è stata una cosa stupenda. Poi ho avuto il massimo della libertà di agire da mio marito e quindi mi sono scatenata a 1000 su tante cose. Comunque fa parte di Malgacime proprio tutta questa cosa qua. Quando io entro qua cominciano a nascere idee. A casa no, a casa veramente mi deprimo. E qua invece no, e qua è diverso. Che cosa avete trovato alla fine allora venendo qui? Abbiamo trovato il futuro della nostra seconda età. Un futuro al di fuori anche del mio lavoro, dell'autotrasporto, che sì, sono tanti anni che lo faccio, però non è che sia proprio il massimo.
Daniela, quanto coraggio ci vuole per ripartire? Beh, bisogna avere un po' di pazzia, più che coraggio, E dopo una costanza di continuare a puntare all'obiettivo, perché tante volte mi sarebbe venuto voglia, specialmente le volte che andavo per progetti, per autorizzazioni, penso che qualche volta qualcun altro avrebbe bloccato di tutto, avrebbe lasciato tutto. E invece abbiamo insistito, siamo stati costanti nel voler fare la cosa. Forse qualcuno l'ha capito, forse dai, dopo la fine, che noi siamo stati proprio costanti in questa cosa qua. Daniela, Ludovico, c'è una sindrome che accompagna quello che faccio da sempre, che quando le ore da mangiare arriva tutti, ma prima ti ho visto nessuno, com'è? Merito dei gnocchi, Ludovico. E della carne che cucina la Daniela. I gnocchi e la ciccia, le robe migliori del mondo, giusto ragazzi? Ciao ragazzi, capitate a Malgacime, vale veramente la pena.